Covid-19 costringe le persone a stare a casa. Case che per un terzo non hanno il balcone. Per il 60% hanno solo un bagno. Case costruite per il 92% prima del 2000. Quindi case poco confortevoli, poco efficienti, pensate principalmente come dormitori. Il nuovo paradigma della progettazione deve tener conto di altri parametri: la conservazione del cibo, la connettività, il tempo libero durante magari le lunghe permanenze a casa, la vecchiaia, lo spazio per le badanti. Anche per le fabbriche dobbiamo pensare ad altri paradigmi, un po' giapponesi e un po' italiani. Spazi molto ristretti in linea produttiva, ma ugualmente confortevoli, magari con luce e musica. Benessere in generale in tutte le attività a fianco di quelle che sono le linee produttive in senso stretto, e quindi cibo di qualità, benessere per chi lavora in fabbrica. Nel campo dell'architettura ci saranno in futuro pochi sistemisti, tuttologi, artisti. La maggior parte degli architetti dovranno puntare sulla specializzazione, sull'informatica, sulla velocità, sull'efficienza. Allargando l'orizzonte e pensando da qui al 2050, le costruzioni dovranno essere necessariamente industrializzate, costare molto poco, consumare pochissima energia e usare solo materiali a impatto zero. È un po' un ritorno a quello che fu la genialità di Andrea Palladio, che fece della modularità, dei bassi costi, dell'efficienza e della innovazione nei materiali e nei metodi costruttivi una delle chiavi del suo successo. Gli architetti del futuro avranno successo non se lasceranno la loro impronta sul territorio, ma il successo degli architetti del futuro sarà la leggerezza della vostra impronta ecologica sul territorio.